Una notizia bomba nel calciomercato è appena esplosa e non dovete perdervi nessun dettaglio. Restate fino alla fine per scoprire tutto su questa mossa che potrebbe avere un impatto sul futuro di Victor Osimhen. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Il futuro di Victor Osimhen è praticamente segnato, non resterà al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante nigeriano e il club partenopeo non hanno alcun interesse a proseguire insieme la prossima stagione e la sua cessione definitiva dovrebbe avvenire nel mercato estivo. Attualmente in prestito al Galatasaray, Osimhen si è distinto nel campionato turco, ma la sua ambizione è quella di tornare in uno dei grandi centri del calcio europeo. Il giornalista Luca Marchetti, specializzato in mercato, ha confermato che il Napoli aveva già provato a vendere Osimhen all'inizio della stagione, ma la trattativa non era andata avanti. Ora, con la riapertura della finestra di trasferimento a giugno, il club si metterà nuovamente al lavoro per assicurarsi la sua partenza. L'elevato stipendio del giocatore, che supera la doppia cifra in milioni di euro all'anno, rende impraticabile la sua permanenza, poiché un rinnovo in tal senso non rientra nei piani del Napoli. La domanda che ci si pone ora è: dove andrà Osimhen? Club come Manchester United, PSG, Arsenal e Chelsea hanno già mostrato interesse e il Napoli spera che la sua clausola rescissoria attiri offerte vantaggiose. Resta da vedere quale gigante europeo farà il prossimo passo per assicurarsi la firma del nigeriano. E adesso, tifosi, pensate che Osimhen mancherà al Napoli o è arrivato il momento di cambiare strada? A quale squadra dovrebbe andare? Commentate qui sotto e partecipate alla discussione.